alla signora Carmen Santucci per essere intervenuta il 17 settembre 2015 con tempestività, coraggio e responsabilità nell'aiutare due persone ad allontanarsi da un edificio in cui era divampato un incendio con straordinario senso civico. L'amministrazione comunale di Refrontolo, 13 ottobre 2015. Telespettatori, ben ritrovati a Storie di Famiglia. Era il 13 ottobre del 2015, un mese prima, un pomeriggio, il 17 settembre del 2015, a Pieve di Soligo, nel Trevigiano, tutti stavano guardando verso questo condominio, un condominio che stava andando a fuoco. Decine di persone stupite, forse terrorizzate da quello che stava succedendo. Le fiamme uscivano dalle finestre, qualcuno ha chiamato anche i vigili del fuoco, ma nessuno si è fatto avanti, nessuno pensa, forse preso dal panico, che dentro ci possano essere delle persone in pericolo. Nessuno tranne Carmen Santucci, questa donna di 35 anni di Refrontolo che non ci ha pensato due volte, ha scavalcato la ringhiera del giardino di questo condominio e si è buttata in mezzo al fumo, in mezzo alle fiamme, e ha salvato due vite umane. Un gesto valoroso che è stato anche riconosciuto attraverso questo encomio che le è stato dato il 13 ottobre da due comunità, quella di Refrontolo e quella di Pieve di Soligo. Un gesto che vogliamo raccontare questa sera a Storie di Famiglia proprio con Carmen Santucci, questo eroe dei nostri tempi. Buonasera Carmen. Buonasera. Che cosa è successo, Carmen? Posso darti del tuo intanto? Quel pomeriggio del 17 settembre a Pieve di Soligo. Mi trovavo in macelleria lì a Pieve e sentivo delle voci fuori, dicevano che c'era del fumo che usciva da una casa e quindi sono uscita e vedevo appunto che ce n'era davvero tanto e iniziavano anche a divampare le fiamme. Qualcuno ha detto c'è una donna dentro e a quel punto io ho detto facciamo qualcosa, nessuno però si faceva avanti. Hanno chiamato i vigili del fuoco, l'ambulanza, però più di quello non si faceva. A quel punto, quando ho visto che nessuno faceva niente, ho scavalcato la ringhiera e mi sono affacciata sulla finestra, ho scostato la tenda e ho visto una donna che dormiva. Ho chiamato una decina di volte per svegliarla, ma non si svegliava. Faccio per scavalcare anche la finestra perché c'era già il fumo nella casa, nella stanza, e praticamente non rispondeva, continuava a non rispondere. Allora ho detto devo entrare. Fatalità, l'ultimo richiamo si è svegliata, allora gli ho detto vieni fuori, e la stavo facendo uscire dalla finestra perché davanti c'erano le fiamme. Qualcuno però ha urlato no, non da lì. Allora lei si è impanicata e allora ho fatto il giro della casa, sono entrata, avevo i calcinacci che cadevano dal soffitto, le fiamme e tutto quanto, e sono andata a prenderla dentro e l'ho portata fuori. Lei si bloccava, ma sono riuscita a trascinarla e uscire. L'ho portata distante e di fondo si sentiva tipo un sibilo come della bombola che sta per esplodere. A quel punto mi dicono forse al terzo piano c'è un bambino. Allora ho portato distante la donna, sono entrata di nuovo al terzo piano, fatalità, ci siamo incrociati col bambino che ho preso per mano e l'ho portato fuori, era sì un ragazzino insomma, e è andata bene. Carmen, mi hai lasciato senza parole. Io questo racconto l'ho letto negli articoli dei giornali che hanno riportato poi questo fatto che è finito fortunatamente bene, però sentirlo raccontare da te in questo momento mi fa veramente venire i brividi. Immagino un po' anche i nostri telespettatori da casa. Sei stata veramente straordinaria. Grazie. Complimenti. Non hai avuto paura in quei momenti? Tu, tra le altre cose, sei anche una mamma. Sì. Hai una mamma, hai una bambina. Sì. Anouk, che salutiamo, la bambina di 8 anni, che stai portando avanti da sola, tra le altre cose. Non hai pensato in quel momento che poteva essere pericoloso per la tua salute? Sì,
l'ho pensato, però l'istinto di non lasciare delle persone così poter morire mi ha prevaricato la ragione e ti ha dato questa forza di andare avanti. Sì. Dal tuo racconto mi veniva spontaneo pensare, possibile che non ci fosse nessuno che in quel momento ti avesse dato una mano a cercare queste persone, cioè tu ti sei fatta avanti, hai scavalcato questa ringhiera, sei entrata al primo piano, hai svegliato questa donna, e sentivi il sibilo del gas e quindi poteva da un momento all'altro succedere veramente qualcosa di tanto grave, e tutti rimanevano lì a guardare. Si allontanavano e spostavano le macchine e dicevano via via che sta per esplodere tutto. Allora io a quel punto ho detto sì, può esplodere tutto, ma bisogna portare fuori le persone. E a quel punto ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque, insomma. Non tutti però, Carmen. Non tutti, no, però che dovremmo sicuramente fare. E questa ragazza straordinaria, e qua mi rivolgo ai nostri telespettatori, è una ragazza di 35 anni. Pensate un po', dopo un gesto così importante, che lo ricordiamo è stato anche premiato attraverso questo encomio che le è stato dato dal sindaco di Refrontolo, Loredana Colodel, che io ho sentito e mi ha raccontato di te come una persona straordinaria e ti stima moltissimo, tra le altre cose. Questa ragazza è una ragazza disoccupata, che sta cercando un lavoro, una ragazza che si adatterebbe a fare di tutto, vero, certo, Carmen? Tu mi hai detto per un certo periodo della mia vita ho fatto anche il muratore, sì, è vero? Sì, aiuto muratori in Bianchina, sì. Ti sei data veramente sì, da sì. fare. E da quanto tempo è che non hai un'occupazione? Parecchio tempo, e è già un bel pezzo, sì. E quindi sto cercando appunto qualsiasi lavoro mi faccia vivere dignitosamente a me e alla mia bambina. Tu abiti da sola? Sì. E di che cosa vivi? Dell'aiuto dei tuoi genitori, immagino? Qualcosa, no, non è che possono molto aiutarmi, però qualche cosina magari qui e lì riesco a trovare, raramente, ma cerco di sopravvivere, ecco. Quindi ti daresti comunque, ti metteresti a disposizione per qualsiasi tipo sì, di attività, purché certo, sia una cosa seria, anche sì, lavorare in qualche supermercato, sì, fare sì, la commessa, qualsiasi lavoro, non ci sono problemi. Torniamo a quella 17 settembre, quando sei uscita da quel condominio in fiamme, queste persone che tu sei riuscita a salvare, il bambino, questa anziana, si sono resi conto del gesto che tu avevi fatto in quel momento? In quel momento no, non credo, perché erano comunque, soprattutto la signora era scioccata. E il ragazzino aveva ha un'età che sì, è andato tutto bene, quindi non credo abbiano capito che erano davvero in pericolo di vita. Poi sono arrivati i soccorsi? Sono arrivati i soccorsi, hanno spento le fiamme. Ho accompagnato la signora in ambulanza, gli ho detto di vedere perché era proprio con gli occhi sbarrati, non riusciva a parlare, hanno fatto tutti i loro controlli, li ho lasciati in mano sicura, insomma. Quindi tu hai voluto accertarti che poi questa signora andasse in mani sicure, l'hai accompagnata anche in ambulanza proprio per rassicurarla? Certo, gli parlavo ogni tanto, gli dicevo non ti preoccupare, succede, è tutto a posto. Avevo sentito che soffriva di diabete, allora gli ho detto all'ambulanza che aveva questo problema. Sì. E quando ero sicura ho preso e sono andata. E sei andata a casa tua? Sì. Hai dormito quella notte? Molto, ero ancora agitata. E rivedere anche quando passo per quel posto mi viene un po' un magone, diciamo, a rivivere la scena. Però è una scena che deve renderti orgogliosa di te stessa, sì, sicuramente. Sei stata veramente molto brava. Ti è stata conferita questo encomio, è stato un momento solenne perché abbiamo visto i primi cittadini con la fascia tricolore. Che cosa hai provato in quei momenti? Emozione tanta, ero contenta di aver fatto
un gesto umano, non mi interessava apparire, mi interessava il gesto umano che avevo fatto, quello che vorrei facessero per me e mia figlia se succedesse la stessa cosa. Brava Carmen, io rimango senza parole di fronte a certe persone. Io ritengo che Carmen sia veramente una persona straordinaria, molto in gamba, e mi auguro veramente, l'augurio che ti posso fare è quello che tu riesca quanto prima a trovare un lavoro, perché anche il lavoro diciamo che conferisce quella dignità, quella completezza di dignità, perché tu sei sicuramente una persona assolutamente straordinaria e dignitosa al massimo, che ti può far vivere serenamente con la tua bambina, con Anouk, che naturalmente salutiamo. Lo ricordiamo, Carmen abita a Refrontolo e si adatterebbe a fare qualsiasi tipo di attività. Naturalmente l'appello ai nostri telespettatori, anche perché c'è l'opportunità comunque di avere un eroe dei tempi nostri con il quale condividere anche le giornate lavorative. Carmen, un saluto a te, l'augurio più sincero di una serena vita. Noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità e poi parleremo dell'importanza del primo soccorso anche in casi particolari come quello che ci ha raccontato poco fa Carmen. A tra poco. Sarebbe stata una tragedia. Un boccone di pizza bloccato in gola stava facendo soffocare una piccola di nemmeno 1 anno, ma il suo intervento è stato davvero provvidenziale. Lui è Alberto Velo, di Paese, caposquadra dei Vigili del Fuoco di Treviso. Ho visto che era già cianotica e quindi doveva provvedere subito. Il vigile del fuoco, a cena con un collega in questo ristorante pizzeria di Treviso, è stato attirato dalle grida alle sue spalle. Era una mamma con la piccola in braccio, oramai priva di sensi. Il caposquadra, che aveva frequentato un corso di pronto intervento, con una sola manovra è riuscito a far sputare il boccone alla bimba. Si è svolto tutto in pochi minuti, in un locale pieno di gente come può esserlo in una domenica sera di fine estate. Come mi sono voltato, stavo prendendo un ordine a un tavolo, sono corso direttamente lì con qualche altro mio collaboratore per vedere cosa era successo, però il vigile del fuoco aveva già finito la manovra. C'è voluta esperienza e freddezza, ma il panico non è mancato. Appena ha finito di eseguire la manovra, la bambina per 1 o 2 secondi è stata in completo silenzio, quindi per quel momento là mi ha preso un po' il panico. Dopo fortunatamente ha iniziato a piangere e ho capito che la cosa era risolta. Il vigile del fuoco che abbiamo appena conosciuto è Alberto Velo. Possiamo dire che quel giorno si trovava nel posto giusto al momento giusto, perché grazie alla sua preparazione ha salvato la vita ad una bimba alla quale era andato, come avete sentito dal servizio della collega Paola Gazziola, era andato di traverso un boccone di pizza. Con lui e quella sera, lo ricordiamo, non erano in servizio ma erano a cena con le rispettive famiglie, e c'era anche un suo collega, Davide Ronchin, che è qui con noi questa sera e lo salutiamo. Buonasera Davide. Due angeli un po' come Danilo Piccolo e papà Giocondo, che 4 anni fa, esattamente l'11 ottobre del 2012, hanno salvato la vita a Ivan, il figlio 42enne all'epoca del signor Giocondo. Buonasera signor Giocondo. Buonasera. Buonasera Danilo. Buonasera. E dell'importanza delle manovre di rianimazione parleremo questa sera anche con l'aiuto di un medico rianimatore, la dottoressa Silvia Orazio del SUEM di Treviso. Buonasera anche a lei, buonasera. Dottoressa Orazio. Partiamo subito da questi 2 angeli. Possiamo definirvi angeli, Gioconda? Beh, in quel momento va, sì. Che cosa è successo? Lei è stato il primo a vedere suo figlio? Sì, sì. Allora, normalmente alla sera, dopo le 9 così, l'ambiente un po' calmo, e mi avevano portato dei chiodini. Ricordiamo ai nostri telespettatori, qui non l'abbiamo detto, che lei e suo figlio gestite una trattoria a Valdoviade, una locanda. Una locanda Colomba. Allora, in cucina io sono raramente di sera,
ma quella sera mi hanno portato 6 kg freschi e mi sono messo, il bar era tranquillo, mi sono messo a pulirli. Arriva il figlio alle 9 che nel pomeriggio era rientrato a casa perché stava poco bene. E l'ho anche richiamato, dico, cosa fai se stai proprio di rimanere a casa? No? Ma avevo voglia di venire su. Passano 10 minuti e si è messo a fare un toast per la moglie del signor Piccolo qua. E Danilo in quel momento era in ristorante, era nella sala da pranzo? No, era in bar. E mentre stavo pulendo i chiosini così, a un certo punto in fil di voce sento il figlio che fa papà, 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 mi giro e lo vedo scivolare lungo i freghi a terra. Al momento sono andato subito sopra per vedere, ho capito che era una specie di infarto, insomma, e mi sono messo a cominciare a respirare. Nel frattempo il Danilo, che chiamava le carte dal tavolo di gioco, non vedendomi arrivare, è venuto dietro il banco e quando mi ha visto a terra è venuto là e mi ha detto spostati che faccio io, perché lui da giovane ha fatto la scuola a Urbino. Sì, vabbè, si è fatto l'ISEF a Urbino. L'ISEF a Urbino. Mi sono spostato e ha cominciato la respirazione bocca a bocca lui, un quarto d'ora, no? 5 minuti. Nel frattempo è arrivata l'ambulanza ed è andato a Castelfranco e il primario, quando è uscito al mattino, che eravamo là tutti quanti, ha detto io ho fatto la mia parte, ha detto, ma che l'ha salvato al 100% è stato il primo intervento, perché un quarto d'ora di respirazione bocca a bocca è quello lì che l'ha salvato, insomma, ecco. Danilo, lei ha salvato una vita umana, come ci si sente? C'è una soddisfazione, prima di tutto per Ivan e poi anche, diciamo, personale, no? Certo, sì. Quando sono andato là ho visto così, più o meno ho capito subito che si trattava di un infarto e un po' diciamo di anatomia del corpo non tanto, me la conosco avendo fatto l'ISEF così, e poi anche per lavoro ho fatto dei corsi. Lo ricordiamo, lei che mestiere fa, Danilo? Io faccio l'autoriparatore di auto a Valdobbiadene. Un'officina privata. E avendo fatto anche più di un corso di primo soccorso ho cercato di fare del mio meglio, diciamo, quello mi è venuto istintivo ho fatto un massaggio cardiaco e poi ho detto subito a un ragazzo che la chiama subito il 118 e cioè quello che mi avevano detto dovevo continuare a fare questo massaggio finché non arrivava l'ambulanza, così ho fatto. Dopo che ha risolto tutto è stato l'arrivo dell'ambulanza col defibrillatore e lì sono riusciti a salvare Ivan. Sì, Ivan è qui, sta bene, è a casa in questo momento che sta lavorando perché uno dei due non poteva lasciare il locale, vero signor Giocondo, però Ivan sta bene e deve la vita al signor Danilo. Lei ha iniziato subito questa manovra di primo soccorso con la respirazione bocca a bocca? Sì, prima ho guardato se respirava, se aveva polso, così, e ho detto subito a un ragazzo che la chiama il 118, ho iniziato subito massaggio cardiaco e respirazione come nel miglior modo, diciamo, che mi ricordavo, perché un conto è farlo su un manichino, un conto è farlo su una... Dopo quando succede è molto diverso da quando si prova su un manichino, insomma. Per fortuna, diciamo, in questi casi io sono uno che reagisce abbastanza bene, cioè non mi faccio prendere il panico, magari dopo crollo, ma al momento agisco, insomma. È una vicenda che ancora la emoziona molto, vero? E la capisco, e comunque guardi, noi veramente siamo onorati di averla qui questa sera, anche perché non è facile, come ha detto lei, tante volte ci si lascia prendere dal panico e immagino che ne siano la dimostrazione, lo possano confermare sia Davide Ronchin dai Vigili del Fuoco e sia la dottoressa Orazio del SUE, ma voi arrivate sempre nei momenti, siete anche voi degli angeli che arrivano al momento giusto quando
quando c'è la necessità di avere un soccorso. Davide, un po' come quella sera quando lei era in quella pizzeria assieme ad Alberto Velo, eravate al momento giusto nel posto giusto, tant'è vero che una bimba di pochi anni vi deve la vita. Sì, vorrei fare una premessa importante, che i Vigili del Fuoco al momento dell'arruolamento devono superare un corso di 9 mesi alla scuola di formazione di base a Roma e poi fanno 3 mesi ai comandi di assegnazione. Questo per dire che alla fine devono superare comunque degli esami importanti e talvolta molto duri e comunque dopo aver fatto questo devono prestare un giuramento dove giurano di essere fedeli alla Repubblica e di servirla con onore e con responsabilità. Questo ci tenevo a dirlo perché molto spesso i Vigili del Fuoco, come magari altre istituzioni, vengono appellati come degli eroi, però noi siamo solo dei professionisti che fanno il loro lavoro con passione. Questo ci tenevo a dirlo. È una disponibilità che date non solamente per le vostre ore di lavoro, ma è una disponibilità totale, 24 ore su 24, sì. Lo dimostra il gesto che avete fatto qui a Treviso. Esattamente, tra l'altro i Vigili del Fuoco liberi dal servizio, qualora si manifestassero pericoli per le persone e i beni, comunque sono obbligati ad intervenire, sono tenuti a farlo. Quindi appunto per questo noi non ci consideriamo degli eroi, ma solo delle persone che fanno il proprio lavoro, magari con passione. Cosa è successo quella sera? Allora, quella sera... È un caso diverso, qui stavamo parlando di un arresto cardiaco, qui invece stavamo parlando di un'ostruzione delle vie respiratorie, delle vie aeree, giustamente mi corregge la dottoressa. Che cosa è successo? Allora, quella sera stavamo mangiando una pizza e io con la mia famiglia ero in compagnia del mio collega e amico, il caposquadra Alberto Velo, che salutiamo naturalmente, al quale facciamo anche i nostri complimenti. Esattamente, e niente, stavamo mangiando questa pizza in compagnia, erano circa le 21 di sera, avevamo quasi finito di cenare e all'improvviso dalla tavola, diciamo, dietro alla nostra abbiamo sentito delle urla di disperazione da parte di una mamma. Avevamo già notato che nel frattempo era arrivata una famiglia con 2 bambini, uno avrà avuto sui 5 anni e l'altro di circa 1 anno. E questa mamma si è messa a urlare e logicamente ci sono stati atti un po' di sconcerto, perché poi la gente comincia ad alzarsi, a vedere cosa poteva essere successo e si crea il panico nel panico. Io e il mio collega logicamente ci siamo alzati subito, il mio collega mi precedeva e senza esitazione ha preso la bambina che si trovava all'interno del seggiolone dove la mamma gli stava dando da mangiare e praticamente si è messo a praticare la manovra di disostruzione delle vie aeree. Devo dire che mi ha anche sorpreso perché gli è venuta proprio bene, praticamente l'ha fatta in un modo molto corretto. E niente, poi la bambina comunque era già cianottica e non respirava già ormai da un paio di secondi. E fortunatamente la manovra è andata a buon fine, la bambina si è messa a piangere e diciamo che tutti poi alla fine abbiamo fatto un sospiro di sollievo. E lì avevate capito che era salva? E lì avevamo capito che era salva. E devo anche dire che comunque all'interno dei comandi poi nazionali e in particolare anche nel comando di Treviso abbiamo degli istruttori di TPSS, che sono le tecniche di primo soccorso sanitario, dove in modo continuativo e costante ci addestrano per poi fronteggiare tali necessità che si potrebbero verificare. In modo tale anche da non dimenticare queste manovre. Sì, sono dei retraining appunto con delle scadenze per tutto il personale che deve essere abilitato poi all'uso di queste tecniche.
Lei era lì per caso, nell'ambito dei Vigili del Fuoco lei si occupa in particolar modo del soccorso nautico. Sì, io diciamo sono all'interno del comando, mi occupo della formazione nautica. Io sono un istruttore nautico che insieme ad altri due colleghi, il caporeparto Ornello Casagrande e il caporeparto Bernardi Aldo, ci occupiamo di formare il personale all'abilitazione delle patenti praticamente nautiche e di formare il personale medesimo a condurre le unità. E poi, ci sono molti casi di soccorso in acqua qui nel nostro territorio, legati forse ai nostri fiumi? Diciamo che noi abbiamo dei fiumi principali che sono a rischio acquatico, quali il Sile, il Livenza, poi abbiamo parecchi anche canali e laghi, comunque cave, eccetera, quindi tra l'altro dopo la valorizzazione del Parco del Sile, che sono stati fatti investimenti per appunto valorizzare questo fiume che a noi è molto importante, il rischio acquatico è aumentato, quindi noi mettiamo in campo tutti i dispositivi per poter fronteggiare poi a tali emergenze, diciamo. Bene, noi ringraziamo il signor Davide e adesso ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, rimanete con noi perché adesso entreremo nello specifico della nostra trasmissione. Sarà una sorta di lezione quella che faremo e la faremo attraverso l'aiuto della dottoressa Orazio, perché cercheremo di farvi capire quali sono le manovre di primo soccorso, sia in caso di ostruzione delle vie respiratorie sia in caso di arresto cardiaco. Sono manovre importantissime, vero dottoressa? Non bisogna avere paura di farle, meglio farle sbagliate, è vero? Sì. Piuttosto che non farle. A tra poco con la storia di famiglia. Allora, tutto a posto? Sono in forma oggi, anche te. Di qua di là del campo? Manuel, mi senti? Aiuto! Aiuto! Ragazzi, aiuto! Aiuto! Che succede? C'è il mio amico che sta male! Ehi, signore, mi sente? Come si chiama il tuo amico? Si chiama Manuel. Manuel, mi senti? Manuel? William. Chiama l'118, digli che non risponde e non si muove. Sì, 118, siamo ai campi a tennis del Club di Treviso, abbiamo una persona che ha avuto malore, è a terra, non risponde, sembra anche non respirare. Non risponde, William. Cosa possiamo fare? Se siamo in grado di fare un massaggio cardiaco? Sì. Cosa dobbiamo fare? Scopriamo il torace, scopri il torace Mauro. Poi al centro del torace dobbiamo comprimere. Quante compressioni? 100 compressioni al minuto. 100? Al centro del torace. Mi dicono 100 compressioni al minuto. 100 compressioni 100, al minuto. Va bene, va bene. Forza. Il torace si deve abbassare almeno di 5 cm. Va bene. Sì, siamo più di 2 persone. Possiamo alternarci allora? Sì, sono stanco io. Perfetto. Marco, mi aiuti? Vai avanti. Ok, stiamo comprimendo il torace. Quanto dobbiamo continuare? Finché arrivano i soccorsi, mi dicono, finché arrivano i soccorsi. Sono qua. Non risponde. Continua a massaggiare, continua. Non ci risponde. Analisi del ritmo cardiaco in corso. Non toccare il paziente. 1, 2, 3, via tutti!
carico, via! Ok ragazzi, fermi, mi sembra che abbia ripreso a respirare. Sì, respira da solo e c'è polso. Bene. Metto il monitor. Bravissimo, ok. prendi il monitor. Ok, benissimo. Bravi ragazzi, grandi, bellissimo lavoro. Bravi. Ecco, il video che avete visto è stato realizzato appositamente dal SUEM di Treviso, era una fiction naturalmente, ma importantissima perché ci fa capire quanto basilare sia per salvare una vita umana fare delle manovre nel momento in cui il cuore si ferma, vero dottoressa Orazio, e soprattutto chiamare i soccorsi, chiamare il famoso 118. Ebbene, questa sera a Storie di Famiglia avremo la possibilità di vedere in diretta qui nei nostri studi come si effettua una compressione toracica, quella che una volta veniva chiamata massaggio cardiaco in caso di arresto cardiocircolatorio. Dottoressa, qui davanti abbiamo un manichino che voi utilizzate come dimostrazione per le molte scuole che vengono a farvi visita, che vogliono conoscere e far capire ai nostri figli, ai nostri ragazzi e adulti del futuro come si può salvare una persona umana. Credo che molti trevigiani l'abbiano visto in Piazza dei Signori, perché siamo stati diverse volte negli ultimi 2 anni con i manichini proprio per dimostrare le manovre di rianimazione cardiopolmonare, quindi ormai ci fa vedere quindi, allora, in mano a lei diciamo non ha un bambolotto, meglio sì è un bambolotto, perché poi ci farà vedere anche quali sono le manovre per la disostruzione delle vie aeree. Certo. Ne abbiamo parlato poco fa proprio con Davide Ronchin. La lascio sì. E facciamo finta che questa sia una persona che veramente sta male e ha avuto un arresto cardiocircolatorio. Dottoressa Orazio. Allora, innanzitutto quando vedo una persona a terra immobile mi avvicino per valutare lo stato di coscienza. Regola vuole che prima di fare questa cosa io mi assicuri che non metto in pericolo la mia vita, quindi sicurezza della scena prima di tutto. Quindi mi avvicino e inizio a chiamare la persona. Non devo aver paura di avvicinarmi né di toccarla, ok? La chiamo, signore, se mi sente provi ad aprire gli occhi, se mi sente provi a stringermi la mano. Niente, non mi risponde, quindi non è cosciente. Adesso provo a vedere se respira, quindi scopro il torace, soprattutto adesso in inverno che siamo tutti ben vestiti, appoggio una mano sul torace del paziente e vedo se la mia mano si alza e si abbassa con le escursioni del respiro. Se la mia mano è ferma, il torace è fermo, il paziente non sta respirando. Quindi a questo punto devo attivare i soccorsi. Grido, aiuto, aiuto, c'è una persona a terra che non mi risponde e non respira. Chiamate l'118. Se c'è qualcuno vicino. Altrimenti, cellulare, chiamo e fondamentale è dirci dove dobbiamo venire, quindi la località. Quindi il numero da fare lo ricordiamo che è importantissimo, soprattutto per i bambini. 118. Certo. Si chiama l'118? Si chiama l'118 e generalmente l'operatore che risponde al telefono, che è uno dei nostri infermieri, in caso di arresto cardiaco guida la persona che ha telefonato a eseguire una rianimazione cardiopolmonare, proprio perché sono delle manovre che insomma sono semplici da fare, adesso le vediamo, quindi anche attraverso l'aiuto di qualcuno al telefono che ti guida passo passo e che ti spiega cosa devi fare, tu le puoi fare.
ed è una cosa che da noi succede, devo dire, insomma, spessissimo, sempre più spesso per fortuna. Abbiamo visto la testimonianza poco fa del signor Danilo con Ivan, con il figlio di Giocondo. Ecco, allora i soccorsi sono stati attivati, in attesa che arrivino i soccorsi noi iniziamo a fare le nostre manovre di rianimazione cardiopolmonare. Estendiamo bene la testa del paziente, lo scopriamo, abbiamo detto, e mettiamo le mani al centro del torace su questo osso che si chiama sterno. Al centro dove? Più o meno in una linea immaginaria che unisce i due capezzoli. È come se noi riuscissimo a fare una croce. Esatto, una croce, questo è lo sterno, potete anche a casa premere al centro del vostro torace, quest'osso piatto e duro che sentite si chiama sterno ed è proprio su questo osso che noi metteremo questa zona delle nostre mani, il palmo diciamo. Ecco. Vedete la posizione delle gambe, sono messe in questo modo, ben vicino al paziente, appoggio il palmo delle mie mani, ho le sempre braccia nel famoso punto di incrocio, dove abbiamo detto il nostro centro del torace, e dopodiché premo forte e veloce, faccio quelle che si chiamano proprio le compressioni toraciche. Le braccia sono tese e devo premere forte e veloce con una frequenza di 100-120 compressioni al minuto, e il torace deve spingersi, deve scendere di almeno 5 cm. Quindi è una manovra insomma, che è impegnativa anche da un punto di vista fisico. Molte persone hanno paura di far male a chi in quel momento invece ha bisogno d'aiuto. Ecco, questa è una paura che ci viene detta spessissimo quando incontriamo le persone ai corsi, e noi rispondiamo sempre che quello che di grave deve succedere è già successo, il cuore di questa persona è fermo, quindi se rompiamo una costola non è niente a confronto. Non è niente in confronto, questa persona è in arresto cardiaco, il suo cuore è fermo, quindi la gravità è un'altra in quel momento, la priorità è un'altra, ma soprattutto se noi siamo bravi e mettiamo le mani dove le dobbiamo mettere, quindi su questo osso, e noi invece sulle costole, il rischio di rompere una costola è praticamente insomma, basso, ecco, rispetto a quello che uno pensa. Lei ha detto adesso se noi siamo bravi, molti non lo fanno perché hanno paura di non essere abbastanza bravi. Sì, mi rendo conto che sia così, però è anche vero che quando ci si trova di fronte ad una persona che sta male, forse si reagisce anche distinto, come credo abbia fatto il signor Danilo, no? Probabilmente anche il signor Danilo aveva la stessa paura che dicevi tu prima, che magari sbaglio, magari faccio peggio, però forse, o per fortuna in quel momento l'incoscienza anche forse, no? la voglia di aiutare qualcuno ti fa superare quelle che sono le paure di non essere all'altezza della situazione, quindi qualche cosa fai, magari io dico sempre le compressioni devono essere, avete visto, forti e veloci, magari non saranno 100 al minuto, magari saranno 80, non importa, l'importante è farle. Solo compressione toracica o anche respirazione a bocca? Dunque, diciamo che adesso ai laici, quindi a tutti quelli che non sono sanitari, si preferisce insegnare a fare solo le compressioni toraciche, perché sono queste che sono veramente importanti ed efficaci in un caso di arresto cardiaco. Va da sé che se la persona che sta male è un mio familiare, io so come si fa anche una respirazione bocca a bocca, nessuno mi vieta di farla. Possiamo farlo vedere? Certo, la respirazione bocca a bocca si fa tappando le narici del naso con le mani, apro un po' la bocca, prendo un bel respiro e soffio 2 volte e poi ricomincio. Quando io non conosco la persona, okay, è preferibile concentrarsi solamente sulla manovra di compressione toracica. E fino a quando vado avanti uno potrebbe dire, beh, quanto devo continuare? Esatto. Continuo fino a quando arrivano i soccorsi sanitari o fino a quando, per esempio, il paziente si muove. Magari il paziente tossisce, muove un braccio, una gamba, questo è un segno che è un segno di circolo, un segno che il cuore ha ricominciato a funzionare e quindi siamo stati bravi.
E lei è stata bravissima perché ce l'ha spiegato alla perfezione. Noi ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità e poi, sempre grazie alla dottoressa Silvia Orazio, lo ricordiamo, del SUEM di Treviso, medico rianimatore, andremo a vedere quali sono invece le manovre di disostruzione delle vie aeree, perché è importante soprattutto per chi ha a casa dei bambini. A tra poco con Storie di Famiglia. A 3. Io comincio con un salatino, tu fai come vuoi. No, guarda, preferisco un pezzettino di carota ogni tanto. Ascolta, la settimana prossima, a fine di quel lavoro che abbiamo iniziato, Massimo, tossisci. Dai, forza, dai, forza, dai Massimo. Dai, forza, dai Massimo. Ehi, per cortesia, chiamatelo un 1 per piacere. Cosa succede? Si sta soffocando. Oh! 1, 2, 3, 4, 5. Oh! 1, 2, 3. Come va Massimo? Ok, dai, siediti, respiri, ce la fai? Siediti, dai, tranquillo, ok, dai, adesso arrivano, sai? Grazie. Niente, no, risparmio fiato. Ecco questo secondo video che è stato realizzato da Stefano Mattiuzzo, un uomo che ha fatto l'infermiere e che chi meglio di lui poteva raccontare le manovre per salvare una vita umana. Abbiamo visto prima le manovre per salvare una persona colpita da arresto cardiocircolatorio. Il video appena andato in onda ci ha mostrato come si salva un adulto quando c'è un'ostruzione delle vie respiratorie. Dottoressa Orazio, l'importante è agire, non aver paura di far male alle persone anche in questo caso. Abbiamo visto finora degli adulti, prima con il manichino, poi appunto attraverso il video, e quando succede a un bambino, un po' come è successo al signor Davide Ronchin, al vigile del fuoco che con Alberto Velo ha salvato la vita a questa bambina di 11 mesi, cosa bisogna fare? Dunque, ce lo può dimostrare? Sì. Quindi ce lo facciamo volentieri. Ci fa alzare. Eccoci qua. Ecco, qui abbiamo un manichino che simula un bambino che ha più o meno dall'anno in su. Cosa dobbiamo fare? Di solito insomma, siamo attirati dal fatto che il bambino tossisce e quindi attira la nostra attenzione la tosse del bambino. Ci avviciniamo e quando il bambino tossisce non dobbiamo fare assolutamente nulla, dobbiamo avvicinarci al bambino e rassicurarlo, dire al bambino stai tranquillo, siamo qui, tossisci. Le manovre da fare in caso di disostruzione delle vie aeree iniziano quando il bambino smette di tossire, è cosciente, ci guarda, ma la tosse non è più valida e forte e vigorosa come prima. Quindi, perché finché c'è la tosse vuol dire che le vie respiratorie vuol dire che non sono del tutto ostruite. Esatto, esatto. La tosse è un meccanismo protettivo naturale che noi abbiamo anche come adulti. Okay. Ci si deve preoccupare invece quando non c'è più la tosse, oppure una tosse che è poco vigorosa, ecco, una tosse poco efficace, si dice in maniera tecnica. Okay. La prima cosa da fare è mettersi magari, se vogliamo, comodi in questo senso, sostenere il bambino per la mandibola, non mai in questo modo ovviamente, così lo appoggiamo sulla nostra gamba, lo mettiamo un po' in posizione declive e diamo dei colpi tra le scapole, colpi che devono essere insomma, forti. 5 colpi sono 1, 2, 3, 4 e 5.
Quindi come se noi facessimo scivolare il palmo della mano tra le due scapole sì, del verso bambino. la spalla. A questo punto è indipendente se a destra o a sinistra, vero? Beh, è indipendente, però la manovra viene molto più spontanea se uno in questo è senso. destro, se uno è mancino naturalmente, comunque è indifferente. È indifferente, sì, sì. A questo punto, se il bimbo non ha sputato, per esempio, che ne so, il pezzo di cibo che gli era andato di traverso, continuiamo con la seconda parte della manovra, che si chiama manovra di Heimlich, che è la stessa che si fa nell'adulto e la vediamo fatta nel bambino. Dobbiamo mettere un pugno qui dove c'è, chiamiamola la bocca dello stomaco, quindi tra l'ombelico e lo sterno, mettiamo un pugno qua, una mano sopra e facciamo una manovra detta del cucchiaio, cioè facciamo dei colpi verso l'alto e verso l'interno, così, 1, 2, 3, 4 e 5. E andiamo avanti a fare queste manovre, quindi 5, 5, 5, fino a che il bambino deglutisce, sputa o perde definitivamente coscienza, il bambino non ci risponde più. In questo caso dobbiamo adagiarlo a terra e iniziare le manovre di rianimazione cardiopolmonare, che sono le stesse dell'adulto. Mani al centro del torace, comprimo forte, comprimo veloce. Quelle che abbiamo visto prima, che lei ha fatto. Ma in questo caso sì, devo dirlo, la respirazione bocca a bocca nel bambino è fondamentale. Nell'adulto si può scegliere di non farla, nel bambino bisogna farla, perché il bambino va in arresto cardiaco perché si soffoca. Quindi respirazione bocca a bocca la si fa. 30 compressioni toraciche e 2 ventilazioni. Ma se io faccio la respirazione attraverso la bocca, se in quel momento è ostruito? Ma allora, noi non sappiamo in realtà il boccone come è messo nella via aerea, non lo possiamo forse intuire, ma non abbiamo la certezza, quindi è verosimile che il boccone sia messo in modo tale che aria possa passare. Quindi non dobbiamo... Quindi quel po' di aria dobbiamo cercare. Esatto. E quante respirazioni dobbiamo fare? Due ventilazioni, come abbiamo visto fare, tappiamo il naso e soffiamo nella bocca e alterniamo 30 compressioni toraciche, 2 ventilazioni. 30 compressioni toraciche, 2 ventilazioni, sempre premendo forte e veloce. 30 al minuto? 30, esatto. 30 120 compressioni al minuto. 120 compressioni 120 compressioni al minuto. Questo per quanto riguarda un bambino, abbiamo detto al di sopra di un anno. Sì. Se ci troviamo di fronte invece ad un neonato, come è successo a Davide Ronchini e ad Alberto Velo, signor Davide, vero? Sì. Ecco qua. In questo caso la manovra è modificata perché ovviamente le dimensioni sono ridotte. Sempre presa in questo senso, mai così. Appoggio il bambino sulla mia gamba e sul mio braccio e anche in questo caso posso dare dei colpi interscapolari 5 volte, vedete, sempre con via di fuga laterale, perché se faccio questo la manovra non è efficace e faccio del male al bambino perché hanno la testa un po' più voluminosa rispetto a noi adulti. Certo. Dopodiché lo giro, sempre mani al centro del torace, quindi nello stesso punto che abbiamo visto prima anche con il manichino e ora con il bimbo, quindi nel punto dell'incrocio tra i due capezzoli. Esatto. E premo per 5 volte, 1, 2, 3, 4 e 5. Con l'indice e il medio? Sì, perché voi potete immaginare che le dimensioni sono tali per cui la manovra che abbiamo visto fare prima, la manovra di Heimlich, qui è impossibile da fare perché faremo dei danni gravi al bambino. E quindi alterniamo anche una piccola compressione toracica. Esatto, è una piccola compressione toracica. Non con i palmi delle mani, ma con le due dita. Manovre che vengono alternate allo stesso modo, fin tanto che il lattante sputa o smette o perde coscienza, va in arresto cardiaco e quindi anche in questo caso lo adagiamo. Si va di respirazione. Sì. La cosa che vorrei dire è che non bisogna trovarsi in questa situazione senza aver chiamato i soccorsi. Cioè, quindi prima dobbiamo ricordare a tutti di chiamare aiuto, quindi avere qualcuno a disposizione in casa che possa fare 118, certo. Questo numero importantissimo, vero dottoressa, che deve essere insegnato anche ai bambini fin da piccoli. Sì, noi lo facciamo perché abbiamo abitualmente i bambini che fin dalle scuole primarie vengono ospiti al SUEM, vengono a trovarci, imparano a chiamare i soccorsi, imparano a dire dove abitano, il loro numero civico, la via e
e sono molto più bravi degli adulti, devo dire. C'è stato un caso che lei ha raccontato in una delle manifestazioni che avete fatto in Piazza dei Signori proprio per sensibilizzare le persone sull'importanza delle manovre di primo soccorso. Che ha raccontato? Ce lo vuole raccontare anche a noi questa sera? Sì, era un caso di una bambina, se non ricordo male aveva intorno ai 7 anni, era a casa il pomeriggio con la nonna e la nonna si è sentita male, non le rispondeva più e lei ha telefonato, ha fatto l'118 e ha detto la nonna non mi risponde, e ci ha guidato attraverso, ci ha detto il numero di casa, la via, il paese, l'ambulanza è arrivata e la nonna aveva avuto un ictus e quindi la bambina è stata bravissima. Quanti anni aveva questa piccola? 7 anni. Quindi l'importanza di insegnare ai nostri bambini fin da piccolissimi, fin dal momento in cui riescono a dire anche le prime parole, insegnare loro 118 in caso di pericolo e naturalmente l'indirizzo dove loro abitano. Dottoressa Orazio, approfittiamo di lei, abbiamo fatto questa lezione importantissima, a mio avviso, sono certa che la pensano così anche i nostri telespettatori, questa lezione di primo soccorso. Prima con il signor Giocondo e con Danilo abbiamo parlato di come Danilo è riuscito a salvare la vita a Ivan, il figlio di Giocondo, che ha avuto un arresto cardiocircolatorio. Ma quali sono i primi sintomi per capire che ci si trova di fronte a una persona che ha un problema al cuore? Beh, allora, diciamo che i sintomi tipici sono il dolore toracico, il paziente ci dice che ha male al petto, fa fatica a respirare, lo vediamo pallido, lo vediamo sudato, a volte il dolore è irradiato, può essere irradiato al braccio, qualcuno ai denti, alla mandibola, qualcuno dietro alle scapole, dipende, a volte si presenta solamente come un dolore epigastrico, no? Quindi qualcuno pensa ho avuto un'indigestione, è un dolore insomma che in alcuni casi è molto tipico, in altri invece è un po' più... Capita spesso di avere mal di stomaco, però sì, non dobbiamo confonderlo. No, esatto, però non siamo pallidi, non siamo sudati, non facciamo fatica a respirare. Quindi tutta una serie di sintomi messi insieme possono far capire che c'è qualcosa di problematico. Giocondo, suo figlio, qualche ora prima del momento in cui ha perso conoscenza, aveva avuto questi sintomi? Nel pomeriggio è andato a casa a letto perché aveva un po' di febbre e un dolore, l'ha detto dopo però questo, del dolore dietro la spalla. Che aveva un po' sottovalutato. Questo dolorino insomma. Poi verso le 9 di sera è tornato in ambiente e ho detto ma cosa fai qua? E sono tornato su e poi è successo quello che è successo. E fortuna ha voluto che in quel momento ci fosse lì Danilo Piccoli. Che era lì per altre cose, per fortuna, perché sennò le cose sarebbero state un po' più problematiche. Che ha salvato la vita a sua figlia. Certo. Un po' come hanno fatto Davide Ronchini e Alberto Velo dei Vigili del Fuoco qualche mese fa in una pizzeria a Treviso. Insomma, abbiamo concluso Storie di Famiglia, speriamo di esservi stati utili, naturalmente ringraziamo tutte le persone che sono venute qui questa sera per raccontare attraverso le loro testimonianze quello che hanno vissuto, momenti particolari, vero signor Danilo, che non si dimenticheranno mai. Sì, molto, molto particolari. Grazie quindi a Danilo Piccolo, a Giocondo Mattiazzo, le chiedo scusa, a Davide Ronchin, vigile coordinatore del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, e naturalmente alla nostra dottoressa Silvia Orazio, medico rianimatore del SUEM di Treviso. Ringraziamo lei, ma ringraziamo naturalmente tutto lo staff di questi angeli custodi che sono qui al Cafoncello. È tutto per Storie di Famiglia, grazie per essere stati con noi, noi torniamo la prossima settimana. Bene.